Sono Edgar Colonnese, ci troviamo nei locali della libreria Colonnese in via San Pietro a Maiella 3233 accanto al Conservatorio di Musica. La libreria nasce nel 1965 in piazza Miraglia e solo nel 68 si trasferisce qui in via San Pietro a Maiella. Nasce su iniziativa di Gaetano e Maria Colonnese e diventa ben presto una libreria punto di riferimento per il movimento operaio. Ovviamente siamo negli anni del 68 e questa caratteristica permane fino a metà degli anni 70. Nel contempo Gaetano Colonnese comincia anche a esprimere la sua passione per i libri antichi, per i libri esauriti, quelli fuori dai circuiti, i libri dimenticati. Negli stessi anni della fondazione della libreria comincia anche l'attività della casa editrice, con il primo titolo I figli del Vesuvio di Giuseppe Allegro, e che oggi la casa editrice ormai conta più di 400 titoli, ha cercato sempre di sfogliare la cosiddetta Napoli europea. Abbiamo pubblicato le lettere di Wilde durante il soggiorno napoletano, piuttosto che le impressioni di Napoli tratte da Picture from Italy di Charles Dickens con la traduzione di Stefano Manferlotti. Credo che la nostra libreria abbia rappresentato in anni non sospetti un luogo privilegiato per approcciare al centro antico. Come tale la libreria viene ben presto insignita di importanti riconoscimenti, tra cui i premi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ben 4 volte. C'è questo privilegio di avere un rapporto con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che è soprattutto un bibliofilo.